se noi vogliamo spiegare in maniera semplice quello che è successo dal 24 di dicembre a metà gennaio, quello che è accaduto sull'Etna è che si è intruso del magma qui nella parte diciamo, sommitale, che è quello che ha formato l'intrusione, che poi sarà un dicco, che ha alimentato quella piccola eruzione che è venuta in Valle del Bove. Ma il fatto che sia infilata questa lama di magma nella parte alta del vulcano ha fatto sì che questo sforzo si sia propagato su tutto il vulcano. Infatti noi abbiamo osservato per quasi 20 giorni terremoti, migliaia di terremoti molto piccoli, strumentali, su tutte le strutture, su tutte le faglie che qui vediamo in questa cartina, da ovest fino a nord, ovest, est fino a nord, che hanno generato questi terremoti. Alcuni di questi poi sono stati quelli più forti e sentiti dalla popolazione. Quello di Fiandaca, che è lungo questa struttura, il 4.8 di magnitudo, è quello, diciamo, quello che ha provocato i maggiori danni. Però in realtà gli abitanti di quest'area sanno benissimo che per una ventina di giorni hanno risentito in continuazione dei piccoli terremoti che però altro non sono che la risposta di questo dicco all'intrusione, la risposta del vulcano all'intrusione di questo dicco su tutto il fianco orientale e poi anche meridionale, fino agli ultimi terremoti che si sono osservati, che si continuano a osservare lungo la faglia di Ragalna.